Giovedì 22 dicembre a Lonigo, in provincia di Vicenza, alle ore 10, si terrà presso la cantina del gruppo Collis il terzo incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto, un evento promosso da Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e Avepa, dedicato al consuntivo della vendemmia 2022 e ai mercati del vino a partire dall'export e poi tanti altri temi. Inquadriamo l'importante comparto vitivinicolo veneto partendo dal vigneto veneto. Il vigneto veneto ormai è arrivato a quasi 100.000 ettari di vigneto potenziale, è cresciuto negli ultimi 10 anni del 30%, mentre la superficie veramente produttiva è arrivata a 94.000 ettari, con un aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente. Il grosso della produzione in Veneto si fa con le varietà di Glera e Pinot Grigio, che insieme hanno il 52% del vigneto veneto. Com'è andata la vendemmia 2022? Ricordando che giovedì a Lonigo daremo tutti i dati suddivisi per provincia e varietà di uva. Nonostante che sia stata un'annata un po' particolare a livello climatico, quindi con problemi di siccità che hanno in alcuni casi richiesto l'intervento di irrigazione di soccorso, è stata una buona vendemmia. Infatti in volume di uva prodotta siamo arrivati a 14,8 milioni, con più 5,4% rispetto all'anno precedente, mentre come vino si è arrivati a 11,5 milioni di ettolitri e anche in questo caso con un più 5,4% rispetto all'anno precedente. E in questo caso il Veneto mantiene la leadership per vino prodotto in Italia davanti alla Puglia, all'Emilia-Romagna e alla Sicilia. Queste 4 regioni insieme rappresentano il 67% del vino italiano. E i prezzi spuntati dai produttori per quanto concerne le uve? Allora, il prezzo complessivo delle uve regionali è stato pari a 76 centesimi di euro al chilo, con un aumento del 0,7%, però la situazione a livello provinciale è stata un po' altalenante. Infatti abbiamo le province di Treviso e Verona che presentano una variazione rispetto all'anno precedente positiva, mentre Padova la presenta negativa. Infatti a Verona, con prezzo di 79 centesimi di euro al chilo, si rileva un aumento del 10,2%, mentre l'aumento per Treviso, che mantiene la leadership del prezzo più alto in Veneto, a Treviso aumenta solo del 0,8% il prezzo, mentre a Padova si registra una perdita sulla quotazione unitaria del 9,9%. Infine due parole sull'export. Sì, l'export veneto è si può definire la punta di diamante dell'export di vino nazionale, infatti rappresenta il 36% delle esportazioni di vino dell'Italia e nell'ultimo anno si sono registrati 2,5 miliardi di euro per il Veneto con aumento del 12%, aumento che è del 7,2% se teniamo conto dei quantitativi, mentre il prezzo medio all'esportazione è aumentato del 3,7%.